Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale buon pomeriggio, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, sono le 17 in punto, entriamo con lo spazio informativo per quanto riguarda infofriulitv.net, apriamo subito con il calcio perché si sono conclusi da pochi minuti gli incontri del pomeriggio, purtroppo non arrivano buone notizie da Bergamo, e allora con l'immagine dello stadio del Gevis Stadium, come si chiama oggi, oppure il Brumana di Bergamo, come veniva chiamato una volta, andiamo a leggere i risultati della Serie A, partite appena concluse. Milan-Sampdoria 1-1, giocata alle 12:30. Nel pomeriggio Atalanta-Udinese 3-2, Benevento-Parma 2-2, a Cagliari Verona batte Cagliari 2-0. Genoa-Fiorentina 1-1, Lazio-Spezia 2-1, Napoli-Crotone 4-3, Sassuolo-Roma 2-2. Alle 18 si giocherà allo stadio Grande Torino di Torino, Torino-Juventus, e alle 20:45 Bologna-Inter. Diamo una lettura veloce della classifica di Serie A. Inter chiaramente al comando con 65 punti, ma 2 partite in meno. Milan 60, Atalanta 58, Napoli 56, Juventus 55, anche la Juve ricordiamo 2 partite in meno, Lazio 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 32, Fiorentina e Benevento 30, Spezia 29, Torino 23, Cagliari 22, Parma 20, chiude il Crotone a quota 15. In settimana, vi ricordo, si giocheranno anche i recuperi delle partite non disputate, quello tra l'Inter e il Sassuolo a San Siro, mentre si giocherà la famosa partita di andata che non si disputò tra Juventus e Napoli a Torino. E adesso cambiamo argomento e parliamo di Covid per quanto riguarda le restrizioni, perché inizia il calo, la curva pandemica in regione, riflettendo come auspicabile l'imposizione delle restrizioni di zona rossa quasi 3 settimane fa. L'incidenza settimanale rimane alta, circa 312 nuovi contagi per 100.000 abitanti, molto al di sopra del livello di 259 casi per 100.000 abitanti che determina l'automatico piazzamento in zona rossa. Seguendo il trend di diminuzione attuale, la soglia dovrebbe essere raggiunta nella prossima settimana, determinando quindi una permanenza in zona rossa fino al 19 aprile. Si deve rimanere per 2 settimane sotto la soglia prima di poter cambiare colore. E in sintesi l'analisi scientifica settimanale sull'andamento del Covid e le previsioni per la prossima settimana in Friuli Venezia Giulia, fatta dal Data Scientix della SISSA di Guido Sanguinetti di Trieste. E adesso ci spostiamo sul Monte Amariana perché continua l'incendio per quanto riguarda il discorso relativo all'incendio, come detto, tra Tolmezzo e Amaro. Stanno operando i vigili del fuoco, queste immagini ci sono arrivate un quarto d'ora fa e dunque ringrazio la protezione civile regionale che ce le ha inviate. Come vedete sul posto sta operando anche l'elicottero per pescare l'acqua dal fiume Tagliamento. Questa mattina c'è stato tra l'altro anche uno scavo da parte dei tecnici dei vigili del fuoco che con una pala meccanica e con il supporto insomma hanno creato un bacino artificiale per agevolare appunto l'arrivo degli elicotteri per poter pescare l'acqua, mentre i Canadair si stanno rifornendo presso il vicino lago di Cavazzo e stanno gettando, proprio bombardando l'acqua
lasciamo insomma queste immagini anche perché sono anche spettacolari, e complimenti anche alla persona che le ha realizzate, per dire appunto che si sta operando, si cerca di limitare il più possibile, anche se secondo le ultime notizie insomma si sta andando verso lo spegnimento insomma del fuoco. L'area non interessa, va detto, una zona abitata, è all'altezza di Visebus, tra l'ex polveriera militare e le gallerie della ex ferrovia la Carnia Villa Santina, e la dismessa strada statale 52 Canica, oggi strada regionale, anzi strada provinciale per la precisione. Le operazioni sono tuttora in corso, ma come abbiamo detto insomma grazie al prezioso lavoro dei vigili del fuoco e di tutti gli altri che stanno operando, soccorso alpino e anche la guardia forestale, insomma si sta operando, il corpo forestale dello Stato si sta cercando di spegnere il prima possibile. Chiaramente le condizioni meteo sono anche proibitive perché sta soffiando vento, però ripetiamo, l'area è stata circoscritta e si spera insomma in serata di aver risolto il problema e partire poi con le operazioni di bonifica. Adesso cambiamo argomento perché c'è stata oggi, chiaramente oggi è il 3 di aprile, la festa del Friuli, e si è tenuta a Udine, in Castello, la ricorrenza, chiaramente rispettando le direttive legate al Covid, per dire che l'Aquila d'Oro del Principato Patriarcale di Aquileia, nato il 3 aprile 1077, durato sino al 1420, ancora una volta ha spiccato il volo nell'azzurro del cielo del Friuli. Il vessillo dello Stato friulano è stato innalzato a Udine sul pennone del castello. Presenti il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, il presidente dell'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana e sindaco di Valvasone Arzene Marcus Maurmair, e il presidente dell'Agenzia regionale per la lingua friulana, l'ARLEF, Eros Cisilino, che si sono poi ritrovati nell'ampio salone del Parlamento per celebrare la Fiesta de Patria del Friuli, la festa della patria del Friuli. Ecco, importante evento come sempre per ricordare e soprattutto mantenere viva la nostra tradizione e quello che è il simbolo di un'identità storico-culturale. E adesso lo vedo già collegato, torniamo in studio, lo vedo già collegato in bassa frequenza con noi Giuseppe Quattrin, che è insieme al sottoscritto porta avanti il progetto legato a friulitv.net, nonché titolare della Horizon Informatica. Perché abbiamo Giuseppe? Per un semplice motivo: approfittiamo di questo spazio informativo anche per porre in maniera virtuale anche noi gli auguri di buona Pasqua a tutti i nostri telespettatori che sono ogni giorno presenti che cliccano sul nostro sito e sui nostri social per seguire quello che diamo come notizie, informazioni eccetera, ma anche chiaramente a tutti gli amici silenziosi che hanno scelto il gruppo Horizon Informatica per comunicare la propria attività attraverso il web in massima sicurezza a 360 gradi. Così, Giuseppe? Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Come abbiamo fatto a Natale, quindi riproponiamo in questo sistema, purtroppo col Covid non si può fare altro, in questo sistema per formulare gli auguri di buona Pasqua, ma anche un grazie a tutti quelli che continuano a far crescere e far evolvere intanto il progetto Friuli TV, e a tutti quelli che si affidano e continuano a credere in Horizon Informatica, di cui Friuli TV fa parte. Con Omar, come accennava, i progetti stanno andando avanti, giusto per fare un punto della situazione, come si suol dire, e stanno crescendo e stiamo ampliando, ma tutto procede con massima riservatezza, rileveremo step by step, come si suol dire. E i progetti sono tanti, bisogna sempre fare un passo alla volta perché sennò ci si stramba, come si suol dire in lingua madre. Quindi propongo tanto gli auguri di buona Pasqua, anche come già accennato in precedenza, sei in formula molto particolare, ma ormai è una replica dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso eravamo nella stessa situazione. Ci teniamo a fare questi messaggi perché stiamo vedendo, soprattutto qui parliamo di Friuli TV, che stanno continuando a crescere le persone che seguono, inizialmente sia in sordina, quindi in seconda linea, ma adesso cominciano a venire fuori le richieste degli spettatori
i commenti e quant'altro. Cosa molto importante che si abbinano alle richieste dei clienti di poter entrare con gli spazi pubblicitari, perché è lo spettatore che deve dare anche gli input per miglioramenti, per critiche, perché no, e per aiutare a crescere il canale. Certo, quello che dici tu è corretto ed è giusto, anche perché insomma, come si dice, il mondo gira, va avanti, anche noi abbiamo importanti novità per la stagione primaverile, stiamo gettando le basi, no? Come si dice in questi casi, per importanti iniziative legate direttamente con friulitv.net da una parte, ma comunque con tutto il gruppo Horizon Informatica, e poi ci saranno ulteriori novità per quanto riguarda anche le trasmissioni con il vecchio sistema, tra parentesi, vecchio fino a un certo punto, ma diciamo così, con il sistema televisivo locale, perché ci saranno importanti news anche su quel fronte. Abbiamo chiuso degli accordi con una TV locale del Friuli Venezia Giulia, ma come si dice in questi casi dovete guardare per capire il tutto, perché giustamente è bello anche mettere un po' di sugo, no? Sulla pasta, però non bisogna esagerare per finirlo prima, no? Perché bisogna degustarlo in un certo senso. E allora, come ha detto Giuseppe, stiamo lavorando, stiamo seminando, chiaramente un passettino alla volta, per poi ottenere i risultati che fino ad oggi, bisogna essere onesti, stanno dando i frutti, perché stiamo andando oltre le previsioni di quello che all'inizio, col 1° marzo del 2020, no Giuseppe, c'eravamo così messi sul banco di partenza, no? Al momento in cui la nave è stata messa in porto, è stata messa in acqua in un certo senso. Diciamo che tra virgolette, da un giocattolo di test iniziale, e avevamo ipotizzato 2 anni per la piena espansione. Siamo per fortuna in anticipo di quasi 1 anno, ovviamente, qui lo ribadisco, lavorando con mezzi propri e forze proprie. Tocca fare un passo alla volta, in quanto si fa, come ha accennato varie volte Omar, un pezzo alla volta con le forze attuali, senza andare a stravolgere i sistemi di lavoro che sono sempre quelli di Horizon Informatica, step by step con le proprie forze, e vedere dove si riesce ad arrivare. Finora i risultati mi pare che sono buoni, anche perché se siamo noi a cercare il cliente è un conto, ma se sono i clienti, soprattutto i partner, a cercare da TV o anche Horizon Informatica, vuol dire che qualcosa di seminato di buono c'è in giro. È chiaro, ognuno mette in campo, come si dice, i propri know-how, no? Cioè ognuno porta in campo la propria esperienza, il proprio bagaglio tecnico, e poi chiaramente si assimila, no? Nel corso della giornata, per cercare insomma di arrivare ai frutti ben sperati. Chiaramente i frutti non nascono nelle cassette dei supermercati, ma nascono sugli alberi, e per nascere sugli alberi devi anche dargli la semina giusta e il prodotto giusto per portare a casa il frutto prosperoso, altrimenti rischi di fare un buco nell'acqua, no? Sì, anche l'organizzazione, come dicevi te prima, ogni tipo, cioè ogni trasmissione, ogni organizzazione non è più nulla di improvvisato e di test come ne ha fatto un anno fa, quindi sono tutte cose studiate a tavolino con consulenze anche di personale esterno, oltre alla grande esperienza di Omar, e si testano i prodotti e dopo vengono lanciati. Uno dei progetti, come ho già accennato prima, saranno delle collaborazioni con delle emittenti, che per il momento rimane tutto, tra virgolette, sotto il famoso telo nero da scoprire un pezzo alla volta, però anche questo non era previsto nel breve periodo, quindi erano preventivato sì, ma era preventivato fra un po' di tempo, quindi più che soddisfatti di come sta andando avanti il progetto. Andremo anche a potenziare e migliorare il segnale, ovviamente, anche in questo caso. Ci sono stati fatti vari test anche stamattina, mentre ero in ufficio tra una pausa e l'altra. Ho voluto sperimentare alcune soluzioni che andremo a proporre, penso, da metà maggio per le trasmissioni, e per poter operare, Covid permettendo, con le trasmissioni dagli esterni. Quindi certo. Abbiamo già tentato, abbiamo già fatto con buoni risultati dagli esterni, Chiaro. però non è legato a noi purtroppo questo.
Bene. Senti, tra l'altro, come potete sentire in sottofondo c'è un leggero rumore che non è un problema tecnico, ma come vedete la nostra finestra informativa è aperta sul mondo e dunque stiamo vedendo un po' questa giornata un po' particolare, no? Anche in questo momento dove dobbiamo gioco forza riscoprire anche le proprie mura domestiche in certi luoghi magari che erano da tempo che non si viaggiava in un certo senso, perché c'è cambiamento del tempo e addirittura per l'inizio della prossima settimana c'è un fronte freddo che entrerà in Friuli Venezia Giulia ed è prevista addirittura neve da martedì e mercoledì avremo freddo con gelate notturne, temperature che scenderanno sotto zero, ripeto martedì addirittura è prevista neve con quota neve a 300 metri ma addirittura in pianura, dunque rischiamo di trovarci di nuovo Giuseppe con il freddo che dà il controcolpo post pasquale, un po' le bizzarrie meteo seguono in un certo senso l'andamento quotidiano della vita che è cambiata. Io da ottimista stamattina ho detto siamo in clima primaverile, ho resettato completamente negli uffici il riscaldamento, ho portato temperature minime. Ho visto anch'io prima sui vari portali meteo le temperature, vediamo adesso cosa succederà perché come si suol dire il meteo bisogna vederlo la mattina guardando per aria perché vedendo varie previsioni, però penso sia una cosa, se cambia le temperature vista la stagione saranno cose passeggere, da stare attenti perché questi sbalzi con Covid e tutto quanto incidono molto nell'ambito della salute e influenzale, come si suol dire. Chiaro. Senti Giuseppe, per concludere, cosa vuoi aggiungere ancora? Non voglio aggiungere, noi adesso andremo a fare, questo possiamo che spoilerarlo, come si suol dire, come già accennato con Omar, adesso non so se da metà aprile o dall'ultima settimana di aprile andremo a fare una trasmissione, uno speciale dedicato di non molto tempo, quindi un 15-20 minuti, dedicato al mondo della sicurezza informatica. È un servizio che abbiamo studiato da un po' ed è un servizio dedicato a aziende o privati. Chi vuole seguire? Perché questo? Corsi di informatica li sanno fare tutti, quindi ormai sono tutti bravi, però vedo e sento quello che dicono in giro, il mondo della sicurezza, degli allarmismi vari vanno un attimo seguiti in modo professionale e corretto. Questo ho voluto spoilerarlo un attimo perché era già stato messo nel sito di Horizon Informatica che c'è questa tipologia di servizio completamente gratuito per chi si vuole collegare e perché no, ma qui è Omar che dopo eventualmente spiega, per collegamenti direttamente con gli spettatori per potersi collegare. Certo. Bene, allora io ringrazio Giuseppe per quanto riguarda la partecipazione per quanto riguarda questa diretta. Andiamo soltanto e ti auguro buona Pasqua chiaramente Giuseppe a te e a tutta la tua famiglia chiaramente. Torniamo in studio per andare a chiudere, soltanto per riepilogare velocemente i risultati della Serie A, risultati purtroppo in chiaro scuro, anzi in scuro per quanto riguarda un po' il calcio in generale. Come sapete, tra l'altro oggi c'è stato l'esonero di Attilio Tesser, che non è più l'allenatore del Pordenone, al suo posto ci sarà Domizzi, allenatore della Primavera. Allora riepiloghiamo i risultati della 29esima giornata di Serie A in attesa delle due sfide delle 18 tra Torino e Juventus e poi alle 20:45 Bologna-Inter. Milan-Sampdoria 1-1 giocata alle 12:30, Bergamo, Atalanta-Udinese 3-2, Benevento-Parma 2-2, a Cagliari, Verona batte Cagliari 2-0, Genoa-Fiorentina 1-1, Lazio-Spezia 2-1, Napoli-Crotone 4-3, Sampdoria-Roma 2-2. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa del pomeriggio. Come sempre, prossimo appuntamento intorno alle 23 per un riepilogo generale delle notizie accadute in Friuli, Venezia Giulia, aggiornamenti attraverso il nostro sito e attraverso i nostri social per quanto riguarda fatti di cronaca che potrebbero accadere nel corso del pomeriggio per veloci aggiornamenti. 17-18 per chi ci guarda in diretta. Buon pomeriggio a tutti e buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.